Quando non riesce a fare il zucchero. Quando a un certo punto l'insegnante di religione vicino a me mi dà interrogato, va bene, che puoi sapere, l'ultima cena, parlami dell'ultima cena, ci ho mangiato fino a un quarto d'ora fa, tengo ancora un limoncello in coppo stomaco, frate. Certo no, l'ultima cena, i 12 apostoli, e tengo e ti dico, non mi stimo, i 12 apostoli e tengo, frate. Allora, non succede tu. Ci stavano i 12 apostrofi, più Gesù 13. C'è Pietro a coppa a mani, c'è vai giù. Cocco Bob per vedere l'organizzatore, cose più brillante. C'è Pietro, c'è vai giù, c'è tutta la comitiva. Cocco Bob che ci ha fatto una bella magnata, tu quanto insieme. O diciamo sempre non ci amo mai. Certo Pietro, tu quando non voglio venire, voglio certo Gesù in un bengo. Certo Pietro, ma come frate, stiamo organizzando pure per te, tu non puoi venire. Certo Gesù in un bengo, frate. Certo Pietro, ma come, non viene. Lo stiamo organizzando, mettiamo pure in una macchina, ti mettiamo innanzi, si può pariare, che la frezzina ti mette a pariare. Certo Gesù non esiste, non voglio venire. Certo Gesù in un bengo. Certo Pietro, come fa? Poi dice che uno si fa aprire. Certo Gesù facciamo una cosa, voglio venire prima a mangiare, posso che dici, alla sacrestia, tengo un'amicizia, mi fanno sparagnare. Certo da 7 in un ristorante Gesù si può bene, Gesù era ingarrato in un capello, voglio che era mondiale. Si era fatto un capello con una fila a mezzo, che a quei tempi era proprio vuoto. Tu quando lo guardai, tu quando Gesù che bei capelli, bella qualità, ma non si è fatta, non voglio si chiama Sasà, Gesù spiegava. Perché teneva questa stiratura a crema che faceva il cioccolato. Quando a un certo punto quando mi stai bene, Gesù si fa così bello con i capelli, perché se tu non hai per fotografie, mettere gli adesivi in coppo parabrezza. Allora si va troppo bene. A un certo punto, Gesù mettete a capo tavola perché la comandava proprio pista. Certo, vai giù. Tu quando giù, male, se mangi, stiamo aspettando un quarto, ci hanno fatto solamente l'aperitivo. Questo, Gesù, è pane, però non scongiugate i capelli, perché tu quando si manavano, tu hai speso, una usare le soldi, giù da un po' capito che ci tiene per nato, mi metti in difficoltà. Gesù, questo è pane, prendetevelo. Era l'umiltà che teneva i capelli ancora un po' confusa, allora pigliava la coda, che l'umiltà, che lei era in fama a Gerusalemme, tu non sai niente, ma a Nazaretto tu quando cabrunchi, tu quando, a Nazaretto si portava a sé un bacchettino. A un certo Gesù, questo è pane, prendetevelo e mangiatevelo tutti quanti, non lasciate niente, Tu quando porta in coppa, fratello, a mamma che voglio consigliare. Certo Gesù, poi ce l'hai a fare pizza a casa, fratello. Certo Gesù, prendete questo pesce, è fresco, l'ho preso io stamane, perché che sta tanto piace. Prendete e mangiatevelo tutto. Quanto coppa, fratello, ma stanno in spino, buono, così attaccato a batterino cellulare. Certo Gesù, pare dei farisei. Un massimo se tu quando Gesù si mettette a capo dava detto, voglio, questo è vino, il 7 graniano, che si va in da cave morte. Questo vino è talmente buono che per cosa si ammunnano solo loro a piette palumma se me ne hai, frate, e dai,